Ecco che arriva un altro lunedì e vi preparate a una nuova settimana di dieta. Avete la vostra bella lista, siete pieni di buoni propositi. Spuntini appetitosi da mangiare fuori? Fatto. Vassoio di frutta fresca sul tavolo? Fatto. Scodella di verdura tagliata in bella vista nel frigo? Fatto. Ma quando arrivate sul luogo di lavoro con il vostro bel pranzetto preparato in casa, ecco che venite accolti dalle ciambelle alla cannella o dai cioccolatini sulla scrivania della collega oppure da un distributore automatico di merendine nel corridoio. Per un certo periodo ho lavorato in un ufficio e ogni mattina nella sala mensa portavano delle ciambelle fresche ed era l'ambulatorio di un cardiologo. A me le ciambelle non piacciono neanche, eppure era dura resistere mentre sorseggiavo il mio caffè. Nonostante le mie obiezioni che forse non era un bel messaggio da mandare in uno studio di cardiologia, le ciambelle continuavano ad arrivare. Alla fine mi sono comprata una piccola macchina per il caffè e l'ho portata nel mio ufficio per evitare di andare in sala mensa. In una ricerca sui luoghi di lavoro pubblicata qualche anno fa, il dottor Brian Wansink ha dimostrato il grande potere di persuasione che può avere la semplice vista del cibo. Nel suo esperimento aveva sistemato sulla scrivania di tutte le segretarie dei contenitori chiusi pieni di cioccolatini, metà trasparenti, metà di porcellana, un omaggio settimanale per le segretarie. Ogni sera per 2 settimane contava i cioccolatini che erano stati mangiati e riempiva di nuovo i vassoi. L'effetto dei contenitori trasparenti era inequivocabile. Le segretarie vi attingevano con una frequenza superiore del 71% rispetto ai contenitori di porcellana, col risultato che assumevano 77 calorie in più ogni giorno. Fatelo tutti i giorni e dopo un anno vi ritroverete con 2,5 kg in più. Quanto mangiamo dipende anche dalla difficoltà che abbiamo di raggiungere il cibo. In un'altra ricerca, sempre con un gruppo di segretarie, Wansink aveva messo in ogni ufficio un contenitore trasparente pieno di cioccolatini, ma gli cambiava posto ogni settimana. Una settimana il vassoio era sulla scrivania, la settimana dopo in un cassetto, quella dopo ancora sopra uno schedario a un paio di metri dalla scrivania. I cioccolatini sulla scrivania erano più facili da raggiungere e le segretarie vi attingevano in media 9 volte al giorno. Quando invece occorreva spostarsi e andare fino allo schedario per prenderli, il numero di rifornimenti scendeva a 4 al giorno. Se il luogo in cui lavoriamo è un campo minato di tentazioni, dobbiamo adottare una buona strategia di difesa, tenere i cibi lontani dalla vista e dalla mente e assicurarsi di avere a disposizione delle alternative più salutari. Una mia paziente aveva messo un mini frigo nel suo ufficio e vi riponeva il pranzo e qualche sano spuntino, in modo da non dover andare in sala mensa. I distributori automatici sanno come tentarvi, soprattutto verso le 4 del pomeriggio, quando inizia ad affiorare la fame. Anche in questo caso, fate in modo che le merendine siano più difficili da raggiungere. Provate a non portare monete al lavoro o cambiate tragitto per andare in bagno, evitando di passare davanti alla diabolica macchinetta tentatrice. Meglio ancora, portatevi dei sani spuntini da casa, della frutta fresca, una manciata di frutta in guscio, cracker integrali, un vasetto di yogurt. Qualche altro consiglio. La prossima volta che vi trovate di fronte a del cibo che sapete fareste bene a non mangiare, provate a domandarvi se queste, scegliete voi, ciambelle, tranci di pizza, patatine, non fossero qui, mi prenderei la briga di andarli a comprare?